Una interessante riunione si è svolta stamattina qui in Prefettura per spiegare quali saranno le regole in vista della prossima campagna elettorale. Ecco, la Prefettura ha voluto riunire un po' tutti i responsabili dei comuni interessati. Ecco, quali saranno le novità che voi avete accennato di rilievo per le regole da seguire per questa campagna elettorale? No, di novità non c'è niente, si ripetono sempre, è opportuno sempre ricordarle. Praticamente si tratta di fare propaganda in un regime paritario e in una dialettica di democrazia. Ecco perché vengono ribaditi, puntualizzati e affermati i principi, appunto, visto che parliamo di legalità, della legalità, dove devono essere affissi i manifesti, come devono essere defissi quelli che vengono affissi fuori luogo, e in che orari si deve svolgere la campagna pubblicitaria, le vele come devono sostare, come non devono sostare, come devono circolare e tutti quegli accorgimenti che riguardano appunto una equa e adeguata campagna elettorale. Spesso assistiamo quasi sempre durante la campagna elettorale alle affissioni selvagge che in tutti i comuni, oltre che a rendere l'aspetto pessimo dei vari muri, non vengono collocati negli adeguati spazi predisposti. Ecco, questo è un aspetto che è stato sottolineato nel corso della riunione, proprio per evitare che vengano affissi manifesti fuori dai luoghi già indicati dai comuni e quindi si dovrà procedere a sanzionare il committente responsabile del manifesto e dobbiamo puntualizzare il fatto, è stato puntualizzato il fatto che non devono soprattutto essere messi né nei recinti né nelle staccionate e men che meno naturalmente nei luoghi di rilevanza artistica. Altro dato importante che avete illustrato è l'indicazione del committente in ogni forma pubblicitaria. Esattamente, è previsto dalle norme chi deve affiggere un manifesto, la tipografia è obbligata a mettere anche il nome del committente perché può potersi facilmente risalire a chi eventualmente commette un'infrazione. Anche la par condicio in tema di campagna elettorale nelle emittenti radiotelevisive e nei giornali è importante. Certo, viene semplicemente rispettata, sicuramente questo è un altro aspetto che è stato puntualizzato.